Com'è andata questa visita allora? La visita insomma è stata chiarificatrice rispetto penso al futuro di questo presidio che dovrebbe diventare un punto di primo intervento. Io direi anche di approfondire sul discorso del piano aziendale perché da lì si vede anche la rimodulazione della pianta organica, quindi si capisce poi effettivamente il destino che deve avere. Comunque non so se voi lo sapete, mi riferisco a cosa ci hanno detto, 40 posti letto in medicina che dovrebbero rimanere, 40 di riabilitazione. La desargere dovrebbe continuare, ma anche lì dipende molto dalle scelte aziendali, quindi insomma anche su cosa si intende puntare. Il pronto soccorso non sarà più un pronto soccorso, ma sarà un punto di primo intervento appunto. Però insomma dovrebbero coprire in maniera adeguata i turni con una guardia attiva notturna, se non ricordo male, adesso a memoria non ricordo tutto, invece diurno un medico più un altro reperibile, più o meno qualcosa del genere. E poi si parlava anche di fare una sorta di area di medicina dello sport, questa non l'avevo sentita. Questo valutate voi se sul vostro territorio è una cosa che ritenete opportuna e poi cos'altro? Ma Momentaneamente rispetto alle tante criticità che sollevano anche sollevate dal territorio, è possibile che lei porti a Roma queste istanze? Sì, assolutamente, magari con il consigliere regionale ragioniamo un attimo su cosa puntare esattamente, in base anche alle esigenze ovviamente del territorio, poi vediamo come interagire anche con eventuali atti di sindacato ispettivo o anche eventuali incontri che possiamo fare direttamente a Roma, insomma, col sottosegretario, col ministro della salute, vediamo. Ci ragioniamo un attimo. Sulla programmazione, perché ora per esempio ci hanno fatto vedere il neoreparto di dialisi, che è un reparto bellissimo, nuovo, e non vorremmo assistere, come si succede sempre, a quelle cose per cui fai il reparto, lo usi 4 anni, 5 anni, dopo 5 anni qualcuno si alza una mattina e dice non va più bene. Io ovviamente il territorio non lo conosco perché non è il mio territorio, però in generale in Italia vedo questo processo per cui spesso la programmazione a 4-5 anni non corrisponde a quello che succede veramente nei territori e a una corretta allocazione delle risorse. Perché sì, anche perché la nostra realtà, per esempio, solo rubo 2 secondi, il pronto soccorso di Gemona è l'unico pronto soccorso vicino a Tolmezzo, ma anche l'unico ospedale antisismico di frontiera. Perciò se succede qualcosa, visto che siamo in una zona sismica, non solo Friuli ma anche noi abbiamo il confine qua vicino, veramente sarebbe l'unico ospedale che può operare in queste condizioni, perché è partito antisismico dalle fondamenta, perciò è una realtà. Vabbè, in realtà la chirurgia rimane, no? È come se ci fosse la necessità potrebbe essere utilizzata. Allora noi mettiamo la realtà del punto di primo intervento. Il medico del punto di intervento può uscire e chiude. Perciò arriva uno, ha bisogno del punto di primo intervento e non trova nessuno.